Bello, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da una fantastica vittoria 3-2 sull'Inter. Andiamo a cercare subito l'avversario di questa puntata per provare a scavallare finalmente quota 1400. Speriamo di riuscirci. Come sempre, ragazzi, se vi fa piacere sostenere questa scalata verso la divisione 1 con solo giocatori del Napoli, magari lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, il sistema ci ha appena trovato l'avversario di questa puntata, che sarà il Fenerbahce Divisione 2, top 20.000. Stiamo parlando di una partita, stiamo parlando di un ragazzo di posizione 16.000, che per noi comunque è abbastanza forte, quindi andiamo a vedere che cosa succede, vediamo i nostri ragazzi che cosa dicono. Mi pare tutto bene. Il nostro avversario gioca una formazione un 5-2-3 molto molto equilibrato, sarà molto dura. Andiamo al match. Si parte. Napoli Fenerbahce. Si parte. Osimhen, palla per Lobotka che scende da Di Lorenzo questa volta, palla per Giannino Di Lorenzo che va da chissà Lobotka, palla verso Zielinski che allarga per il maestro, scende Mario Rui allarga per Kvaratskhelia che si ferma senza fallo. Il Fenerbahce recupera palla, se la riprende Kvaratskhelia dentro per Zielinski, la palla non arriva a Pietro. Chissà Mario Rui, chissà ancora per Lobotka che tiene la palla lì con un po' di fortuna, palla per Politano, cerca chissà, va da Osimhen, palla per Kvara, tacco per Zielinski, la palla non passa. Nathan deve provare ad anticipare, Messi se ne va anche con un fallo, ma l'arbitro dà il vantaggio, palla dentro di Messi, Rachmani recupera subito Zielinski dentro per Kvaratskhelia che appoggia dietro a Mario Rui che prova ad alzarla, a Kvaratskhelia che scende, Kvara prende palla, si ferma, fallo laterale per noi. Attenzione, laterale per Kvara. Kvaratskhelia, palla per Zielinski dentro per Kvara, fallo laterale ancora. Va bene, vediamo se si può fare. Palla ancora per Zielinski, fallo laterale ancora per noi. Attenzione, Mario Rui va subito da Lobotka che appoggia Zielinski che la dà ad Anghissà che cerca dentro Politano, niente da fare. Attenzione, il capitano Di Lorenzo a recuperare palla dentro da Anghissà, Lobotka, perdiamo una brutta palla qui, grande Anghissà che sporca la palla. Palla da Nathan che prova ad allargare per Mario Rui che appoggia per Zielinski che l'alza. Però Osimhen non so perché volevo andare da Kvara, vabbè. Zielo, attenzione Mario Rui, chiusura di Nathan, Mario Rui, prova a scendere Rui, attenzione, poggia nessuno Zielo, palla per Anghissà, prova a ragionare Anghissà, Osimhen dentro per Zielinski, la ridato Osi, palla troppo debole. Attenzione, Rachmani in chiusura, Di Lorenzo ci mette il piede, la butta fuori quantomeno per evitare guai seri. Attenzione Osimhen prova ad andare il Fenerbahce, palla dentro, traversa incredibile, poi Nathan a saltare su e tu, e poi Mario Rui, palla per Zielinski che allarga per Kvaratskhelia che prova a metterla dentro. Osimhen, molta confusione in questa prima parte di gara. Attenzione, palla dentro, chiude Lobotka che prova ad allargare. Divisione 6, vabbè, fra piano piano si sale, non ti preoccupare. Di Lorenzo, palla per Anghissà, ancora per Di Lorenzo che prova a darla a Politano, appoggia per Anghissà che allarga dall'altro lato verso Zielinski che la dà a Mario Rui. Abbiamo cambiato lato, Mario Rui verso Zielinski, si ferma Zielinski, appoggia a Lobotka, ancora per Zielinski, prova ad allargare Zielo, molto macchinosi per il momento. Loro si chiudono molto bene, tra l'altro hanno una difesa a 5, quindi vorrei ben dire. Attenzione, tu, palla dentro, Di Lorenzo, spazio Di Lorenzo per evitare problemi, Kvaratskhelia prova a metterla dietro. Attenzione Nathan, passa Messi, vabbè. 1-0 Messi. Ragazzi, questi comunque sono dei soliti cancri che gioca praticamente tutto in difesa e poi c'è fenomeni avanti. Ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria.
Osimhen, palla per Lobotka, cerchiamo di inventare qualcosa. Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, dentro per Zielinski, cerca Osimhen, palla dietro per Lobo. Vada Anghissà, attenzione Anghissà, appoggia ancora per Lobotka. Lobo, va da Zielinski, la prende Mario Rui. Siamo sfortunati qui. Frati, rispondo appena riesco. Attenzione, Kvaratskhelia con una gran palla dentro per Osimhen che prova a entrare in fuorigioco. Ah, ma perché lo chiama Mu? Ma che ridicolo. Cazzo, era fuorigioco, vabbè. Giustamente, comunque il difensore interviene perché Osimhen sta lì, vabbè. Ci sta, Lobotka, Zielinski non riesce a recuperare palla, adesso sì, grande recupero palla di Zielinski che va centralmente da Anghissà che cerca Victor Osimhen che prova a tirare, fermato al difensore sul più bello, Zielinski recupera palla, Zielinski, niente da fare, ma che cazzo. Ha letto la traiettoria di tiro e ci ha messo il corpo, guadagnandosi gli applausi della panchina. Provano a ripartire subito. Ale, ti rispondo fra primo e secondo tempo, così sto più tranquillo. Mario Rui, bel recupero palla per Kvaratskhelia che prova di tacco a fare entrare subito Zielinski. Attenzione, riparte il Fenerbahce col solito contropiede. Con Eto'o, palla dentro verso Messi, prova a chiudere. Nathan, attenzione Eto'o. Mamma mia che cancro questo. Possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. 2-0. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Lobotka, Di Lorenzo, va da Politano. Dentro per Lobo, niente da fare, vabbè. Mamma mia Meret, ci evita il 3-0 a fine primo tempo. Alex Meret che rilancia verso Osimhen che appoggia Kvaratskhelia, niente da fare. Ripartono ancora loro. Attenzione, Anghissà prova a recuperare questa palla, non ci riesce. Abbiamo anche un po' lo script pro contro secondo me. Lobotka, Rachmani, che sta succedendo? Zielinski, palla per Kvaratskhelia, Mario Rui, perdiamo l'ennesimo pallone, recupera Politano, dentro per Osimhen, niente da fare. Zielinski recupera palla dentro per Politano che appoggia Anghissà, dentro per Matteo Politano ancora. Politano entra, l'alza verso Osimhen che la schiaccia dentro. 2-1 ragazzi, vittoria Osimhen. Accorcia una partita complicatissima. Complicatissima. Siamo 2-1, sempre per il Fenerbahce, secondo me è fuori gioco, perfetto. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Ci possiamo quantomeno provare, ragazzi, con Di Lorenzo che va a chiudere il primo tempo. Infatti. Bene, così più o meno, ragazzi, siamo in svantaggio. Abbiamo un avversario forte che però gioca un po' da cancro. Riesce sicuramente a fare più risultati. Si riparte, attenzione, il Fenerbahce prova ad andare subito dentro. Lobotka recupera palla. Questi lag proprio, vabbè, Messi, bravo, bravo. Comunque, cioè, fanno laggare ormai tutti quanti le partite. Che cancri, mamma mia. 3-1. Complimenti a chi imbroglia. Mario Rui prova a girarla dentro qui, però non va bene, così non va assolutamente bene. Rummenigge, Meret. Ah, cazzo. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Cuffie scariche, Meret, rilancio lungo. Osimhen, niente da fare. Prova ad attaccare il Fenerbahce ancora. Lobotka, palla per Anghissà che allarga per Osimhen che l'appoggia Zielinski. Scende Zielinski, allarga per Kvaratskhelia. Kvara prova ad appoggiare. Fallo laterale per noi. Kvaratskhelia dentro per Lobotka, larga per Anghissà, prova ad andare dentro a Zielinski, sfiga qui assurda, Anghissà dentro e che cazzo Zambo però dai. Anghissà prova a recuperare su Carlos, chiude Rachmani che poi allarga per Politano, appoggia per Anghissà, no, ce l'ho Anghissà mezzo cambia. Mi sta facendo proprio schifo come sta giocando. Attenzione, Rummenigge, palla dentro, Rachmani dentro per Anghissà, cerca Zielinski, palla per Osimhen, niente da fare.
Recuperiamo palla con Rachmani che spazza, Osimhen prova a spizzare per Kvaratskhelia, prova a girarsi Kvara, fallo su Kvara. Fallo su Kvara. Mario Rui cercherà proprio Victor Osimhen. Osi prova a spizzare verso Lobotka, ci riesce, palla per Zamanghissa che prova ad allargare per Matteo Politano che rientra, Politano, il cross in mezzo per Osimhen che non riesce a tirare, Lobotka, palla per Kvaratskhelia, Anghissà dentro per Zielinski, Kvaratskhelia non riesce a tirare, non ci credo, palla dentro, Rachmani recupera Zamanghissa che prova ad allargare per Politano, per Lobotka, niente da fare, attenzione Politano, prova a tornare anche Lobo, Carlos Anghissà, scende lui, Mario Rui, bell'anticipo di Rui che perde di nuovo palla ai danni di Vierà, attenzione Rachmani, allarga per Kvaratskhelia, la palla non arriva a Kvara, ma Zielinski recupera una gran palla, Zielinski dentro per Victor Osimhen che prova ad allargare per Politano, gran palla di Victor per Politano che prova a giro, la parata di Cech, serve qualche cambio, attenzione Rachmani, Di Lorenzo, molto sfortunato qui anche Giannino, Lobotka allarga per Nathan, Rachmani, Lobotka, Anghissà, errore, Kvaratskhelia recupera una gran palla Kvara, però il dribbling secondo me ce la fallo su Kvara, ma va bene così. Nathan palla dentro, Rachmani, palla per Mario Rui, cerca direttamente dentro Osimhen, palla per Anghissà, si ferma, si appoggia dietro a Lobotka, Politano, palla per Anghissà che la ridà a Matteo Politano che può penetrare, la palla non esce nemmeno per fare delle sostituzioni ragazzi, andato dentro Lobotka, ma che cazzo ha preso? Riesce a sfondare, detta lo scatto del compagno con un filtrato. Prova il tiro. 4-1 Fenerbahce. Vabbè. Partita ormai finita. Se non vengo perché non è la connessione, il colpo è la connessione, vabbè. È la connessione, se non va bene purtroppo è un problema grosso. Non come in questo caso che sto perdendo perché sto facendo cagare, però un po' Dendonker, inserisco un po' Raspadori al posto di Kvara, però tolgo Politano, metto un gong. Proviamo il trequartista ragazzi a questo punto, tanto ho veramente un cazzo da perdere, anzi lo mettiamo seconda punto a Maradona, Zielinski lo facciamo diventare mediano anche lui, adesso lo andremo chiaramente a togliere e mettiamo Filippo Caciuste e poi 2, 4, 5, già ho fatto tutte le sostituzioni, avrei fatto entrare anche Mazzocchi, ma va bene così. Torniamo al match ragazzi. Sostituzione per il Napoli, numero 68. Osimhen, palla per Nathan, larga per Giannino Di Lorenzo, palla per Gong, si gira un Gong dentro per Maradona, cerca dentro Victor Osimhen, la palla non passa. Di Lorenzo, bell'anticipo qui di Giannino Di Lorenzo, palla verso Victor che prova a girarsi, Victor Osimhen, incredibile, niente da fare, prova a ripartire il Fenerbahce ancora, Nathan anticipa Di Lorenzo, Nathan Caciuste, Mario Rui, palla per Raspadori che si gira, Giacomino Raspadori scende, Raspadori prova ad andare dentro da Mario Rui che prende il fondo, cross in mezzo, palla dentro, un gong, palo e poi Diego in fuorigioco, non ci credo, fuorigioco di Diego, dopo deviazione e palo ragazzi, non gira oggi, lancio lungo, Rachmani, Gong prova ad andare dentro, fermato senza fallo, Rachmani, palla per Caciuste, appoggia per Nathan che scende, la dà Maradona, Maradona si gira dentro per Osimhen, un po' pretenzioso questo passaggio, la provano a ripartire loro, attenzione, palla dentro, Di Lorenzo recupera una gran palla, appoggia Dendonker che va verso Gong che prova ad andarsene, niente da fare, provano a ripartire loro con Carlos, recupera Di Lorenzo,
Palla per Meret che rilancia lungo, Cajus riesce a girare verso Raspadori che l'ha dato Osimhen, che la ridà a Giacomino Raspadori che prova ad appoggiarlo a Maradona, che la dà a Mario Rui, dentro per Giacomino Raspadori che l'alza verso Osimhen che non arriva a colpire, senza fallo, dice l'arbitro l'intervento, poi Di Lorenzo alza per in aria Rummenigge. Sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Nesta riparte, attenzione Rummenigge, Di Lorenzo, Van Nedved, beh 5-1, 5-1 di tu, vabbè, partitaccia. Osimhen finisce qui una brutta partita con un giocatore che sicuramente è forte ma gioca un po' a cancro con una difesa a 5, ma va bene così. Anche questo è il gioco, ragazzi, e andiamo invece di scavallare i 1400, perdiamo 23 punti.